Lorenzino Comisso di Rivignano ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi l'edizione 2016 della gara della Brovada, annuale kermesse enogastronomica che si tiene da 25 anni presso il bar da Ettore a Rivignano. 52 le Brovade in gara con una giuria di esperti che alla fine ha premiato la numero 21. Regia e coordinamento del mitico Balin al secolo Aurelio Meret, il quale come sempre ha saputo dare lustro a questo immancabile appuntamento con ospiti giunti anche da altre regioni d'Italia. Tra i membri della giuria Mario Anzil, sindaco di Rivignano Teor. È stata una bella giornata di sole, una bella giornata invernale, è tornata questa bellissima tradizione della parata della Brovade che da tantissimi anni si svolge qui al bar da Ettore e che coinvolge un'intera comunità che si riunisce per stare in armonia, per assaggiare la Brovada, che è un piatto caratteristico, forse il più tipico che abbiamo noi qui in Friuli, per stare insieme, e stare insieme è sempre una delle più belle cose che si possa fare. Signor Sindaco, iniziative come queste per non perdere la tradizione radicata nei tempi. Certo, è questa una giornata in cui la comunità di Rivignano accoglie tantissimi amici di fuori in una manifestazione che è tipica della friulanità. Come è necessario riscoprire proprio queste tradizioni della friulanità, riscoprire l'orgoglio che è stato dei nostri nonni, dei nostri padri e che ora deve essere un orgoglio nostro per fare qualcosa per evitare la distruzione totale del Friuli. È un dovere che ciascun buon friulano deve sentire adesso, quello di fare qualcosa per evitare che il Friuli scompaia definitivamente dalle cartine geografiche. Una bella giornata di sole anche per raccogliere le firme sul referendum per le 2 province autonome del Friuli Venezia Giulia. Ci chiedono dappertutto di poter firmare, questo è un segno di come la gente voglia partecipare alle iniziative positive. Tutti ci chiedono di firmare per questi referendum per la provincia autonoma del Friuli e di Trieste, che è un'iniziativa che parte dal basso e che dà fastidio ai politici e proprio per questo va sostenuta da parte della gente. Allora ci hanno chiesto, insomma li abbiamo accontentati, abbiamo tirato fuori i moduli per qualche minuto qua e abbiamo avuto una coda di decine e decine di persone che desiderano essere protagonisti del loro destino e vogliono quindi essere già tra i promotori di questi referendum per le province autonome del Friuli e di Trieste, esattamente come già avviene in Trentino Alto Adige, che è l'unica occasione di riscatto che adesso c'è in questo momento di fronte viceversa al rischio di un baratro nel quale ci hanno spinto tanti politici incapaci, inconcludenti e che vogliono uccidere il Friuli.